come direbbe la mia amica, la cica inquieta. Oggi sono qui perché mi ha taggato lei in un video tag. Ciao a tutti, io sono Birba. Saluta! Ciao, saluta la cica Chiara. E saluto anche Gatto Wilson, un bacione a voi. E oggi sono qui per parlarvi, per farvi questo video tag dove mi ha taggato Chiara. Il video tag in questione si chiama YouTube Cosa ne penso. Iniziamo, sono esattamente 10 domande semplici e iniziamo subito. La prima domanda dice: come mai hai deciso di aprire un canale YouTube e chi è la tua musa ispiratrice? Ho deciso di aprire un canale YouTube per condividere innanzitutto le mie passioni. La mia musa ispiratrice, non ho una musa ispiratrice, però seguo diversi canali, specie quelli un po' più grandi. Seconda domanda dice: cosa ami di YouTube? Amo il rapporto che si crea tra chi fa i video e chi commenta, ovvero lo spettatore e lo YouTuber in questione, che poi io non sono nessuno, non mi definisco una persona normale. Poi, terza domanda: cosa odi di YouTube? Sicuramente tutto ciò che riguarda con la sfera negativa, ovvero il dissing. Odio quando si arriva a insultare una persona, sia riguardo l'aspetto fisico, che sia per il proprio sesso, in generale odio tutta la sfera che riguarda anche per quanto riguarda la gelosia fra canali. Non va bene, non mi piace quando si arriva a tanto. Quarta domanda dice: amicizia su YouTube esiste? Certo che esiste, io sono qualche anno che sono su YouTube e ho conosciuto diverse persone con cui ho instaurato un rapporto di amicizia. Quinta domanda: delusioni, tradimenti e sotterfugi su YouTube? Sicuramente ci sono, ma io decido sempre di rimanerne fuori. Sesta domanda: solidarietà femminile su YouTube esiste? Certo che esiste, ci si aiuta, si dà consigli, come in questo caso Chiara che ha pensato a me di taggarmi in questo video per avere piacere di ascoltare le mie risposte. Certo che esiste. Settima domanda: grandi influenze su YouTube sono ancora credibili, sinceri e disinteressate verso i marchi sponsorizzati? E, sinceramente non penso che si arrivi a tanto, anche perché per far sì che un'azienda manda un prodotto a una grande influencer, di conseguenza questa influencer deve provare il prodotto. Non penso che siano così disinteressati. Alla fine il loro lavoro è sponsorizzare e comunque interessarsi di quel determinato prodotto. Non penso che si arrivi a tanto. Se si arrivi a tanto è proprio perché tu non hai passione nel fare questa specie di lavoro. Ottava domanda: cosa cerca la gente su YouTube? Sicuramente spensieratezza, tranquillità, divertimento. Nona domanda: dai un consiglio a un collega che consideri top? La stessa è con la decima, ovvero dai un consiglio a un collega che consideri flop. Io, come vi ho detto prima, non mi considero nessuno, sono qui anche io per imparare, non sono nessuno e sono qui per svagare la mente dalla vita di tutti i giorni, conoscere nuove persone e stare comunque serena. Quindi non mi sento di consigliare niente a nessuno, ma l'unico consiglio che do a tutti è di essere voi stessi, di non crearvi un personaggio e di andare avanti per la propria strada, per il proprio canale. Undicesima domanda dice: tagga chi vuoi. Allora, io taggo tre persone in questo caso, ma voi siete liberissimi di farlo, questo tag.
e io taggo. L'ho fatto io Dedè, che è Deborah del canale, l'ho fatto io Dedè, un canale di cucina, un canale misto, che vi invito anche a seguire. Poi taggo Piros, Daniel, se vuoi farlo, sei liberissimo di scegliere. E poi taggo un altro canale che seguo con piacere, A casa di Miss Lila. E anche questo è un canale misto, sicuramente di solito li fa i video tag. E niente, questo è tutto. Io vi faccio salutare dalla signorina, come sempre assiste i miei video. Spero che questo video tag vi sia piaciuto. Supportatemi come sempre con un pollice in su, iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdere nessun video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!